Buonasera da Adriano nel Polesine, mercoledì 24 maggio, inaugurazione del nuovo stabilimento di Creinox, azienda di Adriano nel Polesine attiva nella lavorazione dell'acciaio inox. Una nuova sede con 2500 metri quadri a disposizione di reparti produttivi all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Creinox è entrata a far parte della Marchesini Group nel 2018 e questo nuovo stabilimento può vantare tecnologie produttivi 4.0 con sistemi di movimentazione avanzata per l'automazione del magazzino. Ascoltiamo i protagonisti della serata. Marchesini Group, una multinazionale che sbarca in Polesine. È il primo investimento che fate nella nostra zona? Sì, in Polesine sì, noi siamo un gruppo molto diffuso a livello nazionale, abbiamo fabbriche un po' dovunque in Italia, però questa è la prima volta in Polesine. La prima impressione, noi siamo famosi, io sono di questo territorio quindi lo sottolineo volentieri, per essere dei grandi lavoratori. È stata una prima impressione che ha avuto anche lei? Sì, noi tenete presente che questa azienda la conosciamo da molti anni e quando abbiamo acquisito uno dei suoi maggiori clienti avevamo dei programmi di crescita e gli abbiamo chiesto ma chi ti fa il prodotto principale di base? Hanno detto la Creinox e gli abbiamo chiesto ma sono in grado di raddoppiare il fatturato? Assolutamente no, dovrebbero fare dei grandi investimenti. E abbiamo detto bene, questi sono bravi, sono dei grandi lavoratori, fanno un lavoro molto particolare, noi abbiamo intenzione di crescere il nostro fatturato e quindi investiamo su di loro. Voi ci tenete molto a investire ancora in Italia? Tutte le nostre fabbriche produttive sono in Italia. Abbiamo all'estero moltissime sedi, ma sono sedi che fanno assistenza e vendita un po' in tutti i paesi del mondo, quindi per questo siamo una multinazionale. Non solo ci crediamo, ma il mondo sta cambiando molto rapidamente. Ci sono tante produzioni che ritornano, se non in Italia, perlomeno in Europa o nei paesi limitrofi. È il fenomeno che è conosciuto con il nome di reshoring. Il mondo sta cambiando, la globalizzazione non è più quella di una volta e per di più noi facciamo un prodotto molto specializzato che richiede una grande capacità tecnologica e una grande capacità anche di fare prodotti su misura per il cliente. Farli fuori da certi territori è quasi impossibile. Posso chiedere che tipo di investimento a livello economico è stato qua ad Ariano? Non è stato un grandissimo investimento, mi sembra di ricordare che in totale attorno ai 7 milioni e mezzo, 8 milioni di investimento. Per noi fatturiamo circa 500 milioni l'anno, non è certamente degli investimenti più grandi. Direi che solo quest'anno inaugureremo almeno 3 nuovi stabilimenti. Sindaco Luisa Beltrame, una soddisfazione, un'azienda, una multinazionale che investe in Polesine, in particolar modo nel suo territorio. E quando sono cominciati i rapporti con questa importante azienda e quanto voi come amministrazione avete seguito questo iter? Sì, è sicuramente una soddisfazione perché vedere un'impresa così bella, così innovativa e insediarsi nel nostro territorio è certamente un'occasione, un'opportunità di sviluppo di tutto il nostro territorio. E la Creinox è insediata nel nostro comune dal 2010. So che dal 2018 hanno iniziato ad avere rapporti per essere parte, ad essere una società controllata dalla Marchesini. Il nostro è un rapporto che abbiamo iniziato ad avere negli ultimi anni, insomma noi come comune l'assistenza dal punto di vista degli uffici c'è sempre stata, però adesso abbiamo avuto un contatto diretto appunto con la ditta Creinox perché ci ha investito del momento, dell'evento importante che stanno vivendo, che stanno costruendo, quindi abbiamo iniziato dei contatti per vedere l'azienda, per capire un pochettino come si svolge e quali possono essere anche le necessità che possono avere, per le quali saremo certamente disponibili a dare il nostro supporto. Era una zona industriale abbastanza attiva fino agli anni 90, poi dopo ha avuto un declino anche determinato un pochino dalle leggi di mercato. Avete qualche altro progetto e qualche altra azienda che investirà ancora su questo territorio? Al momento no, ahimè no, però queste sono anche delle iniezioni di fiducia perché vedere che un'azienda che già era insediata qui, che rimane nel nostro territorio, che si ingrandisce nel nostro territorio inserendosi addirittura in una multinazionale, certamente possiamo guardarci intorno e poter avere anche un pochino più di fiducia nel guardare al domani, chissà che possono venire anche delle altre aziende nuove. E quante persone impiegherà questa azienda? Siamo già impiegati in 14 persone e l'intenzione è quella di crescere ancora, infatti è sempre in fase di sviluppo perché siamo partiti 13 anni fa in 2, io e il mio socio, e ad oggi contiamo 14 persone e
oggi come oggi 2500 metri di fabbricato a disposizione. Siamo partiti in poco spazio, ma piano piano ci siamo sviluppati e abbiamo fatto in modo di far crescere anche altre persone, facendo capire quale era il nostro tipo di lavoro, insomma, ecco, che non è facile. Carpenteria e lucidatura sono cose un po' particolari da fare. La partnership col gruppo Marchesini vi garantirà lavoro per quanti anni o per che periodo? Ma io penso che sia a vita, però tenendo conto che il gruppo Marchesini è ormai da anni nel mercato mondiale con le loro macchine farmaceutica e cosmetica, io penso che noi che facciamo questo prodotto ormai da 13 anni siamo stati assorbiti da loro proprio per una partnership di completa figura. Ecco, noi siamo andati a completare quello che già loro avevano messo in moto da anni e anni e anni. Possiamo solo che crescere e continuare a sviluppare, forse se tutto va bene, anche la parte di fianco al nostro capannone, che abbiamo già acquisito più di 5.000 metri di terreno per riuscire a crescere ancora di più. Per noi oggi è un giorno di festa, non solo perché stiamo vivendo la realizzazione del nostro sogno di crescita imprenditoriale, vivendolo in questo nuovo stabilimento altamente tecnologizzato, in grado di realizzare processi produttivi innovativi, ma anche perché ufficializziamo il nostro ingresso in una delle più importanti multinazionali nel settore delle macchine per il packaging, farmaceutico e cosmetico, Marchesini Gruppo. Per anni siamo stati un importante fornitore per il gruppo Marchesini. Le nostre lavorazioni in acciaio inox, realizzate con materie prime certificate e totalmente personalizzate sulle richieste dei clienti e curate nei minimi dettagli, ci hanno permesso di conquistare la loro fiducia e consolidarla nel tempo. Per questo ringrazio anche tutto il nostro personale altamente qualificato che ha lavorato solo con competenza e professionalità. E con l'acqua benedetta che viene dalla grotta di Lourdes, ecco, possiamo iniziare il nostro lavoro. Siete pronti voi? Pronti? Via!